Resta in carcere Angelika Hutter, l'automobilista tedesca di 32 anni che giovedì pomeriggio ha travolto e ucciso 3 persone. La donna non ha partecipato all'udienza perché è ricoverata da ieri all'ospedale di Venezia. A Favaro ha avviato una raccolta fondi per Elena Potente, che ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Potrebbe tenersi venerdì nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo il funerale unico delle 3 vittime. La tragedia di ieri di Jesolo, le lacrime del presidente degli albergatori. La vicepresidente del Consiglio regionale Zottis chiede la sistemazione delle strade. Ha patteggiato 1 anno con la condizionale per omicidio colposo il medico del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà, accusato di aver causato con un errore medico la morte di una 45enne di Torre di Mosto. I fondi stanziati dal governo per il Bosco dello Sport sarebbero riservati alla rigenerazione urbana. Dopo l'esposto, la Corte dei Conti di Verdi e Sinistra, interrogazione al ministro Salvini dal Movimento 5 Stelle. A Chioggia alberghi e B&B tutti esauriti nel fine settimana per la Sagra del Pesce, 150.000 presenze in 10 giorni di manifestazione. A Meolo il giardino di rose di un privato, Andrea Meneghel, appassionato del fiore che sboccia in questo mese, ha raggiunto cifre da record con oltre 700 piante di ben 450 varietà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano, il caso di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che la scorsa settimana, giovedì per l'esattezza, a Santo Stefano di Cadore ha travolto con la sua Audi nera la famiglia veneziana. La donna resta in carcere, non ha partecipato all'udienza prevista oggi perché è ricoverata da ieri proprio all'ospedale di Venezia, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. La GIP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelika Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata. Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno, con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon, che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelika Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Sai come mai è durata così tanto? Perché bisogna scrivere l'ordinanza. Va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelika Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favaro Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande. Siamo stati facili profeti a dire che la difesa di Angelika Hutter avrebbe già invocato qualche semi-infermità o infermità, ma la decisione del GIP di Belluno di disporre il ricovero in psichiatria ci stupisce, lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Abbiamo il diritto di criticare, sempre nel massimo rispetto, dice, decisioni che ci perplimono. Peraltro nel nostro Paese c'è la predisposizione a nominare periti che hanno impostazioni di impunità. Nella stragrande maggioranza dei casi la malattia mentale non c'entra, mentre ricordo, conclude Antoniozzi, che piangiamo 3 morti, tra cui un bambino
piccolissimo. Insomma, la polemica politica è servita. E ancora la strage del Cadore, del Comedico, potrebbe tenersi venerdì 14, la data del funerale congiunto del piccolo Mattia, del papà e della nonna. Mentre si attende nulla osta per i funerali del piccolo Mattia Antoniello, 2 anni, del papà Marco, 48 anni, e della nonna Maria Grazia Zuin, 65 anni, di Favaro Veneto, travolti e uccisi dall'Audi condotta dalla 32enne tedesca, sembra slittare per il fine settimana la data dei funerali. Una celebrazione unica, probabilmente venerdì 14, non più ad Ese, ma nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Altinia a Favaro. Da parte nostra come municipalità, ma ho sentito anche l'amministrazione comunale, appoggiamo in tutto e per tutto quelle che saranno le volontà da parte dei familiari. Stanno ancora attendendo il via libera da parte della magistratura per la liberazione delle salme, quindi per il trasporto da Santo Stefano a Favaro Veneto, insomma. E intanto ha preso il via una gara di solidarietà per Elena Potente, che ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Per lei, tramite i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta fondi affinché possa avere un sostegno anche economico, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino, ora è rimasto senza padre. Non lasceremo Elena sola, scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva condiviso asili elementari e medie e che attualmente vive a Oslo, in Norvegia. Campagna di sostegno cui dà pieno appoggio anche la municipalità di Favaro. Sentiamo anche noi di condividerla e di portarla avanti. Adesso stiamo valutando di mettere l'IBAN sull'atrio della municipalità, di modo che se qualcuno volesse eventualmente sapere dove poter fare questi versamenti, si prenda questo foglio e contribuisca a fare un versamento, perché è il momento di affrontare anche la questione da un punto di vista pratico. Ci sono poi i fatti di Jesolo, la tragedia stradale costata la vita a 2 giovani poco più che ventenni. Tra Jesolo e Musile c'è disperazione, ma anche la richiesta di sistemare le strade. Sono vicino alla famiglia, tutta l'associazione lo è, tutta la località lo è, perché sicuramente Mauro e la famiglia tutta era una famiglia di grandi albergatori. Troppo grande il dolore per la tragedia di domenica all'alba. Quel nodo in gola si scioglie improvvisamente in un pianto composto e amaro proprio durante l'intervista. Così il presidente degli albergatori di Jesolo estende il proprio cordoglio a Mauro, l'amico albergatore, papà di Mattia Pavanetto, 24 anni, i cui sogni si sono spenti insieme a quelli di Tommaso Cattai, 22 anni, l'amico con cui viaggiava proprio da San Donà verso l'albergo del padre per trascorrere la nottata al Lido, per poi recarsi in spiaggia la domenica. Ma così non è stato. Le loro vite, con tutti i loro progetti per il futuro, spezzate per sempre lungo l'argine di via Piavenuovo a Jesolo, nel frontale con un 38enne di Eraclea, rimasto ferito gravemente ancora oggi in ospedale a Mestre. La notizia è rimbalzata immediatamente fra tutti i colleghi. Ricordo che Mauro è un caro amico, è a pochi... Il papà di Mattia. Il papà di Mattia è un socio dell'Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere all'interno di quelli che è la nostra Federconsorzi, quindi personaggio stimato, la famiglia tutta sono carissimi amici. Questa settimana, venerdì prossimo, 14 luglio, cade un'altra terribile ricorrenza, quella in cui nel 2019, in un altro incidente, sempre a Jesolo, persero la vita i 4 ragazzi, sempre di Musile di Piave, tutti amici tra i 22 e i 23 anni. A causare l'incidente un 30enne condannato a 8 anni di reclusione. Tra le 4 vittime anche il figlio di Romina Ceccato, Riccardo Laugeni. Esprimo le mie condoglianze a queste famiglie, esprimo la mia vicinanza e la mia totale solidarietà, perché come mamma posso capire che in questo momento si è morti anche noi genitori, non siamo più.
E mentre si attendono gli sviluppi delle indagini con la data dei funerali, gli interventi da farsi nell'immediatezza in materia di sicurezza, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Bisogna sicuramente avere molta più attenzione per sistemare le strade, spesso abbiamo delle strade che non sono adeguate, diciamo, a quello che è la viabilità attuale, che è aumentata rispetto agli anni passati, soprattutto alcune strade ad alto scorrimento, e bisogna aumentare le attività anche di formazione proprio presso le persone, presso le città, presso le scuole, coinvolgendo tutti gli attori possibili. Rimaniamo sulle strade veneziane per un aggiornamento. Auto contro il tram, ferita fortunatamente non grave la conducente, accaduto nel pomeriggio a Mestre, all'altezza di via San Donà vicino al capolinea Favaro. Un'auto proveniente da Treviso non si è fermata al semaforo rosso e si è schiantata contro il mezzo pubblico. Fortunatamente, come vi dicevo, senza gravi conseguenze per la donna al volante. Il servizio è stato interrotto soltanto per 10 minuti. Ha patteggiato la pena di 1 anno per omicidio colposo con la sospensione condizionale il medico del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave, accusato di aver causato con un errore medico la morte di Deborah Berto, commerciante 45enne di Torre di Mosto. L'11 dicembre la donna era arrivata al pronto soccorso di San Donà lamentando algie all'avambraccio e polso sinistri da qualche giorno, con lieve impotenza funzionale senza dolore alla palpazione. 5 giorni dopo a casa l'infarto che le è stato fatale. A mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti al petrolchimico di Marghera per un trafilamento di gas etilene con principio di incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il primo intervento da parte del personale della squadra di emergenza interna, subito supportati dai vigili del fuoco. Il preallarme è rientrato alle 15, sul posto anche personale di ARPAV. Voltiamo decisamente pagina. Dalla cronaca all'attualità. I fondi stanziati dal governo per il bosco dello sport sarebbero riservati ad operazioni di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo. Dopo l'esposto alla Corte dei Conti di Alleanza Verdi e Sinistra, arriva anche un'interrogazione al ministro Salvini da parte del Movimento 5 Stelle. Nonostante tutto, nonostante il sindaco Brugnaro passerà alla storia per aver perso quasi 100 milioni di euro di finanziamenti elettorali, che era più difficile perdere che non acquisire per la città, rischiamo di trovarci esattamente al punto di partenza, perché questi nuovi fondi che gli sono stati riconosciuti vanno ad attingere da una norma che è stata finanziata proprio per ridurre il consumo di suolo, e andiamo invece a cementificare quasi 40 ettari. Ecco, su questa cosa, che è un'indecenza, uno scandalo inaudito, presenterò un'interrogazione parlamentare. L'interrogazione al ministro Salvini da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti su quali fondi stia stanziando il governo Meloni per contribuire al finanziamento del Bosco dello Sport di Tessera segue un recente esposto presentato dalla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, che ha chiesto alla Corte dei Conti di valutarne la legittimità ed eventuali violazioni delle leggi sulla gestione delle risorse pubbliche. Il fondo complementare, che è praticamente lo stesso di quelli dei fondi del PNRR. Quindi non per urbanizzare, non per consumare suolo, non per non andare a intaccare le aree intonse. E qui si sta facendo proprio questo. Il 22 aprile la Commissione europea aveva negato al Comune di Venezia un finanziamento da 93 milioni di euro sui 300 necessari alla realizzazione del Bosco dello Sport, ritenendo un'edificazione in area agricola non consona allo scopo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 4 luglio il governo Meloni ha stanziato la cifra negata da Bruxelles, sostiene il Movimento 5 Stelle, attraverso un decreto legge del 2021 riservato ad operazioni di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, riduzione del disagio sociale ed efficientamento energetico e idrico degli edifici esistenti. Mestre ha bisogno di rifare la rete fognaria, ha bisogno di manutentare il centro storico contro le aree lasciate all'abbandono e al degrado totale. Marghera va risanata, un'area SIN ad altissimo tasso di inquinamento. Gli interventi previsti dal PNR, che noi abbiamo denunciato alla Commissione europea, che ha tolto il finanziamento dei 93 milioni, andavano fatti in queste aree assolutamente degradate e abbandonate del territorio, e non in un'area agricola completamente verde.
Il gradimento degli amministratori locali. Oggi è stata pubblicata l'attesa classifica del Sole 24 Ore e Luca Zaia, questa la sorpresa, dopo 12 anni è stato scalzato dal primo posto da Stefano Bonaccini e scende tra i sindaci dal primo al quarto posto a livello comunque nazionale il sindaco di Venezia Brugnaro. Il presidente del Veneto perde il primato nella classifica del gradimento dei governatori. Sebbene il podio sia sempre lo stesso, con i leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e il Dem Stefano Bonaccini, tocca a quest'ultimo stavolta salire sul gradino più alto. 69% di gradimento contro il 68,5% di Zaia, secondo, e il 64% di Fedriga, terzo. In gara per la segreteria del PD prima, poi tra la gente della Romagna alluvionata, Bonaccini, secondo gli analisti, ha beneficiato anche di una sovraesposizione mediatica. Sta di fatto che, seppure per un soffio, Zaia è stato scalzato dopo 12 anni. Insomma, stiamo parlando di percentuali minime del 0,5% del presidente Zaia, che è stato in testa alla classifica per almeno 10 anni, e quindi insomma francamente non ci vedo nulla di preoccupante o di allarmante. Io faccio comunque i complimenti al presidente Zaia, perché il secondo posto dopo decenni al primo è comunque un risultato invidiabile e invidiato da tutti, e io mi tengo stretto al presidente Zaia, indipendentemente che sia secondo o primo, però a me interessa che sia il presidente Zaia. E poi ci sono i sindaci dei comuni capoluogo, 5 i veneti in classifica, da cui sono stati esclusi gli eletti del 2023, Mario Conte di Treviso e Giacomo Possamai di Vicenza. Se a livello nazionale Beppe Sala, primo cittadino di Milano, non ha rivali, è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, il primo veneto in graduatoria con un lusinghiero quarto posto. Al sesto il padovano Sergio Giordani, mentre bisogna scendere al 62esimo per trovare Damiano Tommasi, sindaco di Verona, al 64esimo per il bellunese Oscar De Pellegrin e al 78esimo per Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. In che posizione si sarebbe visto, sindaco? Ovviamente al primo posto. No, battute a parte, l'importante è lavorare a testa bassa, con grande impegno. Quest'anno hanno scelto di escludere dalla classifica tutti i neosindaci eletti nel 2023, quindi per coloro o che mi vogliono fare i complimenti o che mi vogliono criticare dovranno attendere un altro anno. A Chioggia, ma subito dopo la pubblicità. A fra poco. Rientriamo in diretta e andiamo a Chioggia, dove la sagra del pesce ha fatto il botto. Una tradizione che si rinnova da oltre 80 anni e che quest'anno ha registrato nello scorso fine settimana il tutto esaurito tra alberghi e soprattutto bed and breakfast. Oltre 150.000 i visitatori complessivi, tra turisti italiani e stranieri, tra questi a primeggiare soprattutto tedeschi, austriaci e olandesi. Ma non basta. E tra i volani estivi dell'economia della città, che nel corso dei suoi 10 giorni vede gli armatori di pescherecci nella inusuale veste di cuochi, chef e camerieri tra gli stand e le cucine gastronomiche. Siamo tanto soddisfatti perché vediamo tanto persone, un bel flusso, e questo è una cosa bellissima per noi. Tanta gratitudine, perché il sacrificio che viene fatto da noi pescatori e armatori di propri pescherecci nostri. Noi abbiamo circa 2 barche a ogni società e la cooperativa vive con questi eventi. È la sagra del pesce di Chioggia, con un programma di 10 sere ricche di eventi per grandi e piccini e tra le più attese popolari di tutta Italia. Torna pur da tomare, torna pur da tomare. Artisti di strada, decorazioni colorate, ristoranti a cielo aperto, per una festa che si rinnova grazie ai volontari della Proloco cittadina, della municipalità e al contributo concreto del comune. Una città presa d'assalto dai tantissimi turisti che possono degustare i nostri prodotti tipici, cucinati nei 6 stand della Sagra del Pesce, i 2 bacari, dei fasolari e delle ostriche di Clò. Da Chioggia a Meolo per raccontarvi di un giardino, di un roseto davvero speciale. Bisogna avere tanta passione e la rosa è come un bambino, deve essere seguita giorno per giorno e ci sono più spine che fiori, ricordatevi sempre questo.
Ci accompagna in silenzio Andrea, tra le rose che con tanta cura e passione coltiva da oltre 20 anni. Da giardino di casa a rosetto, aperto a chi vuole immergersi nel verde e nei profumi che le rose nel periodo della fioritura infondono nell'aria. Io ricerco sempre la pianta che può vivere qua bene, insomma, d'inverno di solito con i libri che ho scelgo le rose che posso impiantare qua e dopo magari le cerco. Qualcuno la trovo, qualcuno l'aspetto e avanti così. Ho diversi spacciatori, fra virgolette, di rose in tutta Italia. 100 nuovi esemplari, quelli messi a dimora nel 2022. Quest'anno circa una quarantina. 750 piante, 450 varietà diverse. Numeri imponenti se pensiamo che Andrea si occupa del suo giardino da solo, con il prezioso aiuto della compagna Claudia. Una passione che prima coltivava conciliandola con il lavoro, ma a cui ora dedica tutto il tempo, essendo da un paio d'anni in pensione. Lasciamo tutto in sospeso, sarà per il prossimo anno, se venite a vederci, vedrete qualcosa, sempre qualcosa di nuovo, sempre. Qualche modifica, qualche strutturetta nuova. Io per tanti anni ho ancora da fare questo lavoro qua. Vi ricordo la notizia di apertura di questo TG Venezia. Angelica Hutter, la 32enne tedesca accusata dell'omicidio stradale di 3 veneziani giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore. Papà, figlioletto di 2 anni e nonna. Angelica Hutter resta in carcere, così ha deciso il giudice di Belluno. Resta in carcere resta in arresto sostanzialmente, quindi è stato convalidato l'arresto. Angelica si trova presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia e questo sta suscitando anche delle reazioni politiche. Avete visto e sentito quella del vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Antoniozzi. Insomma, staremo a vedere l'evolversi di questa situazione nelle prossime ore. Intanto sembra che i funerali di papà, figlioletto e nonna si terranno venerdì nella chiesa appunto di Favaro, ma anche qui vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Quindi Angelica Hutter si trova nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infuoca l'Italia, siamo nel pieno dell'ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziali addensamenti in montagna e con possibili piovaschi qui nelle ore pomeridiane. Clima rovente e umidità elevata, con temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà il sole, come ci mostra la grafica, il cielo sarà limpido o velato. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.